questa sera il secondo incontro da parte dell'amministrazione con Special Olympics. Special Olympics è un programma internazionale di allenamento riservato a ragazzi con disabilità intellettiva. Un programma che l'amministrazione Vantini ha intrapreso nella figura dell'assessore allo sport e dell'assessore sociale Francesco Bottaccini per portare sul territorio un qualcosa che fino ad oggi assolutamente non c'era, ovvero l'inserimento di ragazzi con disabilità intellettiva all'interno delle associazioni sportive già esistenti. Questo per creare un collante sociale attraverso lo sport affinché i ragazzi si inseriscano al meglio all'interno di tutte le associazioni, ma non solo, all'interno di tutto il comune di San Giovanni del Patotto. Questa sera abbiamo avuto il secondo incontro con la rappresentante regionale di Special Olympics, Elisabetta Pusiol, e con Donatella Donati, rappresentante di Scienze Motorie di Verona, con i quali collaboriamo. Erano presenti tutte le associazioni sportive, abbiamo un po' sciolto quelli che erano i dubbi relativi alla giornata, di come verrà svolta. I giochi si svolgeranno indicativamente verso la fine di aprile, la data è ancora da definire, e occuperanno 2 giorni, la giornata di sabato e la giornata di domenica. La giornata di sabato sarà una giornata molto particolare in quanto ci sarà la cerimonia di apertura con la fiamma olimpica e una festa che verrà fatta in piazza, mentre la domenica i giochi verranno effettuati negli impianti, e i giochi che verranno coinvolti nelle attività di bocce, calcio, nuoto, tennis e basket e danza attraverso anche l'atletica leggera. Quindi veramente un panorama interessante di attività. Tra l'altro è la prima volta che i giochi regionali vengono concentrati in un'unica giornata per varie attività. L'altro aspetto importante emerso dalla serata è quello relativo alla convention regionale Special Olympics che si terrà il 17 novembre proprio sempre qui a San Giovanni del Patotto, quindi momento ancora di vanto perché nonostante pochi mesi di attività e nonostante la nostra recente candidatura ai giochi regionali abbiamo l'onore di ospitare la convention regionale che assieme ai giochi olimpici, ai giochi Special Olympics regionali porteranno sul territorio più di 1000 persone.